Dopo mesi di dati in crescita, finalmente a Padova e provincia cala il numero dei soggetti attualmente positivi al Covid, 43 in meno rispetto alla scorsa settimana, anche se il padovano si conferma l'area con il maggior numero di contagi. Le fasce maggiormente colpite sono quelle dai 30 ai 65 anni. Ad oggi sono 48 le persone ricoverate, 9 in terapia intensiva, il più giovane ha 30 anni non è vaccinato, 6 in semi-intensiva, 27 nel reparto di malattie infettive e 2 in geriatria. Da una parte abbiamo le persone cosiddette non vaccinate, che non vuol dire non vax, non sono vaccinate e che hanno un'età media molto bassa, attorno ai 50 anni. Dall'altra parte invece abbiamo persone vaccinate che però hanno un'età media molto, diciamo così, elevata, si tratta di anziani, grandi anziani. Ci sono poi 4 donne positive al Covid ricoverate in ginecologia, tutte non ancora vaccinate, da qui l'appello a contattare l'ospedale di Padova che ha dedicato un ambulatorio ad hoc per le donne incinte che vogliono immunizzarsi. Un passaggio importante è che alla luce del caso del neonato ricoverato in terapia intensiva a Padova dopo aver contratto il virus a pochi giorni dalla nascita. Il suo quadro clinico è attentamente monitorato dai medici che non si sbilanciano. Intanto lunedì è iniziata la somministrazione delle terze dosi di vaccino, 200 quelle finora eseguite. Si tratta di soggetti cosiddetti super fragili che verranno contattati dai medici per ricevere la dose addizionale. È opportuno effettuare una terza dose, un terzo richiamo a distanza ravvicinata in modo da rafforzare non solo la risposta immediata che avremo nei 2-3 mesi a seguire, ma anche l'attivazione delle cellule a memoria e quindi la persistenza della risposta immune per un periodo più prolungato di tempo. Nella seconda fase, che inizierà ad ottobre, la terza dose, chiamata dose booster, verrà invece somministrata agli anziani e al personale sanitario che hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 6 mesi.